Damn, a sorpresa siamo a Los Angeles Canyon, LA Canyon, è la mappa tipo delle montagne dei canyon di Los Angeles. È basata anche proprio sulla parte reale delle montagne. È figa, ci sta, a me piace sempre. Questa mappa è sempre free roam, è molto grande e ha tutte strade così di montagna, salita e discesa, ha una parte anche di città. Guido molto in questa mappa qua quando voglio solo guidare in chill, senza pensare tanto. Entro qua, guido tranquillo. Easy. Sì, sto guidando una 370Z 370Z Nissan. A me sta auto qua piace molto per il suono. Ok, e niente, sinceramente ero così in chill, offline. Ho detto, vabbè, registro, tanto al massimo dopo se non capita niente cancello. O se no cambio, faccio tipo un video chill. Ma se facessi tipo video dove guido e basta, tipo così in chill, oppure parlo del più del meno, vi racconto storie mentre guido. Possono fare tante cose, sinceramente. Questo simulatore ha tante possibilità. Sorpasso in curva. È una mappa buona anche per imparare a guidare, perché hai tante curve, strette, salite, discese, e qua devi per forza guidare, con calma. Lascio un po' in terza persona e cerco anche di usare le frecce. Un po' di realismo, dai. Abbiamo una freccia a sinistra, freccia a destra, 4 frecce. Ok, faccio anche come nella vita vera, quando tipo voglio fare un sorpasso, faccio così con l'abbagliante, così bitch. Ok, comunque sì, questa mappa qua durante il tramonto è sempre qualcosa di diverso, ci sta. Sorpasso. Ok, sì, no, sai cosa? Cerco di fare un po' di guida real. Cerco un po' di fare guida, dai, realistica. Qualcosa di diverso, dai. Alla fine sì, non so neanche se questo video qua uscirà. Devo vedere. Ho tanti video che registro che alla fine devo montare. Comunque sì, 370 Nissan, bella anche questa. Ha un suono molto distinto però. Tipo... Noi andiamo, continuiamo. Sì, sta mappa qua è gigante sinceramente. Sì, questa è una delle mappe free roam più famose. C'è questa, c'è Union Island, anche quella è molto bella. Poi vabbè, tutti i circuiti normali ci sono sempre. Attenzione, sorpasso, oh damn. Sì, comunque sì, sto cercando di guidare tranquillo. Più o meno, perché qua, a parte che qua non è neanche molta scelta. Puoi correre, però sinceramente strade strette, curve strette. Sorpasso in curva. No, aspetta. Ok, creo di marcia. Ok. Oh! Fuori. Comunque sì, quindi sì, alla fine pensavo di fare anche dei video più chill dove guido. Anche voi fatemi sapere, a voi piace più la visuale in terza persona, in prima persona o alternata? A me piace molto quella del cofano, ma cerco sempre alla fine di alternarle, così vedrete un po' l'auto come è fuori, vedrete un po' gli interni come sono, quindi diciamo che le alterno. Alla fine sì, sto facendo anche qualche video su BeamNG, è diverso da Assetto, ha una fisica più realistica, niente dai, ci sta secondo me. Gli incidenti su BeamNG sono la cosa più realistica che puoi fare in quel gioco praticamente. Ogni auto diciamo che ha dei componenti singoli, non è come tipo questi giochi qua. Ogni componente ha la sua fisica, tutto, quindi là ci stanno. Comunque sì, questo video qua era un esperimento. Siccome io faccio sempre video dove guido veloce oppure faccio incidenti, ora sto cercando un po' di variare. Infatti anche quella poltrona ho anche tipo tante mod strane, cerco un po' di alternare perché alla fine so che alla lunga sì. Quindi questo era video chill, trovo un posto per accostare, vediamo un attimo se riesco. 4 frecce. Oh niente, questo era un video diverso dal solito. Se vi piace mettete like, se volete altri video chill dove guido e basta senza fare incidenti oppure dove non corro in autostrada fatemi sapere. Niente, bye bitch.